Buongiorno e benvenuti, oggi è sabato 7 marzo 2026. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 18.08, la luna si leva alle 23.16 e cala alle 9.28. Il santo del giorno è Santa Felicita. Il nome richiama Felicitas, dea romana dell'abbondanza, della ricchezza e del successo. Significa infatti buona sorte, fortuna. Oggi, 7 marzo, vogliamo rendere omaggio a coloro che hanno scelto di dedicare la loro vita alla sicurezza e alla giustizia. Si tratta della giornata internazionale delle vittime del dovere delle forze di polizia, proclamata dall'Interpol per ricordare i caduti in servizio di tutto il mondo. Sono 54 gli anni per Alessandro Greco, il conduttore che ha fatto impazzire l'Italia con furore. Ha iniziato la sua carriera come imitatore comico e ha saputo conquistare il pubblico con la sua verve, passando dalla radio alla televisione, da Miss Italia a Q40. Buon compleanno a Samuel Umberto Romano, il leader dei Subsonica che oggi compie 54 anni. Ha fondato la band nel 1996, segnando la storia del rock elettronico italiano con brani come Tutti i miei sbagli e Nuova ossessione. Prosegue con successo anche la sua carriera da solista e produttore. Una macchina parlante che attraverso un cavo metteva in contatto due persone distanti tra loro. Alexander Graham Bell si dedicò fin da piccolo agli studi di acustica. Il suo interesse era maturato dalle esperienze familiari. Il padre e il nonno erano infatti professori di dizione, madre sordomuta. Inventò una macchina per parlare che più tardi prese il nome di telefono elettrico e il cui brevetto venne rilasciato proprio il 7 marzo del 1876. Ma i gemelli sono tecnicamente dei cloni? I cloni sono degli esseri viventi geneticamente identici, quindi sì, i gemelli monozigoti sono cloni. Nascono quando un'unica cellula uovo fecondata si divide nell'utero in due cellule separate. La clonazione ha potenzialità di curare malattie utilizzando le cellule del paziente per formare tessuti funzionanti, riducendo al minimo rischio il rigetto. Un ambito affascinante che potrebbe in futuro consentire di produrre interi organi da trapiantare. Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una che ci ho messo una vita a farmele. In questa frase c'è l'essenza di Anna Magnani, in arte Nannarella, nata il 7 marzo 1908. Fu la prima attrice italiana a conquistare l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 1956 per La rosa tatuata, entrando così per sempre nella storia del cinema mondiale e nella Hollywood Walk of Fame. Il modo di dire avere l'argento vivo addosso si usa per descrivere una persona molto vivace o irrequieta. L'argento vivo è il nome comune del mercurio, un metallo liquido che si muove in modo estremamente rapido e sfuggente. Per questo si paragona a chi non riesce a stare mai fermo. Cosa succede quando un omosessuale dichiarato passa una notte con la diva Sarah Bernhardt? Il conte Robert de Montesquieu-Fedensac, esteta, poeta e dandy, visse un'esperienza simile che finì in modo decisamente poco romantico, con 24 ore di malessere fisico. Personaggio eccentrico e raffinato, spese fortune in arte e feste sfarzose, diventando il modello per il Banone de Churs, nel capolavoro di Proust, Alla ricerca del tempo perduto. E ci salutiamo anche oggi con la frase del giorno. La felicità non dipende tanto dal piacere, dall'amore, dalla considerazione o dall'ammirazione altrui, quanto dalla piena accettazione di sé. Grazie per tutto l'affetto che ci mostrate ogni giorno. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri canali social Instagram e TikTok perché pubblicheremo anche lì contenuti inediti dell'Almanacco. A domani e una buona giornata dalla vostra Jaire.